Compari dei Carnielutti in via Mercato Vecchio, la via che richiama proprio come sinuosità il Canal Grande, che racconta la venezianità della città di Udine. Una città di Udine che deve diventare sempre di più turistica. È vero, Pari dei Carnielutti? Io ricordo le battaglie quando si diceva pedonalità o macchine via Mercato Vecchio. Era una battaglia di retroguardia. Guardiamo lo splendore adesso di questa via che mette in evidenza i palazzi. I bar hanno potuto aprire, di spiegare tutte le loro potenzialità. È diventata una passeggiata. È diventata, insieme alle piazze che abbiamo visto, veramente straordinaria, e credo che la scelta sia giusta. Dovrebbe essere fatta in tanti nostri paesi dove il turismo si sta avvicinando, anche il turismo lento anche ai nostri paesi. Credo che molte vie centrali possono essere trasformate in vie pedonali, ma soprattutto il fatto della pedonalità non penalizza il commercio, anzi lo valorizza, perché la preoccupazione era: se non c'è il posto macchina non vengono a comprare. Invece è esattamente il contrario: se c'è spazio pedonale mi fermo e compro.